Ancora addirittura abbiamo ancora diciamo della Mao e Vangeli, insomma qua c'è della satira politica, insomma qua veramente entriamo nel mondo del paradosso. Tante cose. Allora dottor Mungo, visto che comunque tra l'altro non è che lo abbiamo mai fatto noi, anzi l'abbiamo fatto anche su dei palchi, che non abbiamo fatto mai, enormi, possiamo farci mancare questa sera il piacere anche di sentire dalla sua voce qualcosa di scritto da lei. Io cercherò magari di crearle un minimo diciamo di cornice nel frattempo, mentre i prossimi musicisti diciamo cambiano, ma tanto loro sono educati, hanno avuto sono autosufficienti, autodidatti. Noi a questo punto entreremo un po' più nel vivo di questo suono di Torino attraverso quale racconto? Ma insomma in realtà innanzitutto una piccola premessa: il sottotitolo di questo libro, di questo romanzo, è appunto Racconti urbani con colonna sonora punk, ma non è una cosa messa lì a caso. In realtà questo romanzo, come poi quasi tutti i miei romanzi, hanno sempre una colonna sonora, una soundtrack, come dicono quelli bravi, e in questo caso, come ho detto, la maggior parte, il fil rouge è della connessione fra i testi nell'orgasmo. Questo racconto in particolare in realtà è introdotto da una canzone secondo me straordinaria dei Negazione, che si titolava Brucia di vita, e che è una canzone che secondo me, io la coverizzavo quando ero un giovane punk alle prime armi e cercavo di fare finta di essere un cantante, perché era una canzone in realtà che era una fotografia in bianco e nero bellissima, meravigliosa, partorita dal genio letterario di Zazzo, del nostro caro amico Marco Mathieu. Insomma è veramente io ogni tanto, quando poi ripresento il libro in questi giorni e sovente compaiono in Negazione, il ricordo e il tributo a Marco, che in questo momento è lì, che sta lottando, è sempre vivo dentro di noi. E in realtà però qui non citerò i Negazioni, andrò un po' a raccontare insomma queste rapidamente. Quindi se lei mi vuole accompagnare con un blues metropolitano, maestro. Soluzione finale. Sembrava quasi che l'emblema olimpico impiantasse le sue radici nelle 5 piazze principali della città e che, visto dall'alto, sarebbe apparso come un'enorme coreografia multicolore. I 5 cerchi da sinistra verso destra: blu, nero, rosso in evidenza superiore, giallo e verde i 2 inferiori. Ricordava, doveva averlo letto da qualche parte, che i colori olimpici indicavano i 5 continenti: il blu l'Europa, il giallo l'Asia, il nero l'Africa, il verde l'Oceania e il rosso l'America. Il rosso del sangue, una sua ossessione. Pensava che prima o poi il sangue si sarebbe espanso a dismisura, tracimando dalle piazze di Torino e imbrattando muri e strade, non ettolitri, bensì quintali, tonnellate cubiche di sangue umano, animale, soprannaturale. Sangue che sembrava più denso del liquido, più corposo e amorfo, e dava l'impressione che dentro avesse frattaglie e membra, condensa e grasso, cemento e frammenti di acciaio e alluminio e vetro e resina e plastica e ossa e denti e vertebre e frammenti di epidermide e filamenti muscolari ed ernie sovraesposte. Bulbi oculari tumefatti ed enfiati a loro volta di sangue nero, che guardavano, rivoltati su se stessi, il lento e inesorabile, soverchiante, putrefacente tsunami globulare. Sangue rosso ovunque, che scorreva entrando nei cortili e nei portoni, negli scantinati, nei box out e nei parcheggi multilivello degli ipermercati. Abissali pozzi artesiani inghiottivano le statue di bianco marmo, imbrattate di insolente rosso fino a decostruirle come alimenti in digestione, attaccati da succhi gastrici imbarazzanti. Travolgendo le macchine parcheggiate in doppia fila, spazzando via gli zelanti vigili urbani posti a guardia della zona a traffico limitato, e oscurando di scorie di emoglobina, piastrine e globuli bianchi e rossi le telecamere piazzate ovunque a monitorare, controllare, proteggere e violentare la privacy, la libertà di delinquere impunemente o semplicemente di infrangere le regole. Il sangue
si sarebbe ingrossato innalzandosi come il cerchio che si chiude, generato dai 5 cerchi olimpici, ed emergendo come lo Spirito Santo il terzo giorno sopra la catacomba e trasmutandosi come il miracolo del sangue congestionato di San Gennaro, gonfiando le arterie di questa città cadaverica, come quando il Po si era ribellato alla semina dei detriti industriali e cementigeni, sommergendola di fango e di merda. In realtà, ascoltando questo brano, uno dice: questo libro non si capisce niente. In effetti questo brano non ha nulla a che fare, se non allegoricamente, con il contenuto del sono romanzo. di parte, dottor Mungo, anche perché lei quando mi fa queste cose mi fa entrare così in un viaggio, diciamo, fuori dal tempo, anche, sì, ma siamo- e la ringrazio anche per questa Linea d'ombra, diciamo, questa prosa, non prosa, vuol dire quando uno si mette a recitare, come si dice? Lei che è un dottore, questa aulico. Non mi viene il termine in questo lo so, momento. perché mi siamo un po' Istrionico. istrionico. Bello, istrionico. Però del Sono resto ci istrionico, siamo di emozionati, Montagna, qua siamo su delle vertebre. Noi abbiamo fatto anche tutto questo per Un po' facilitare, più che Cozzalone, diciamo. per facilitare adesso i fischi che arriveranno, perché stiamo per aprire, diciamo, Questi giovani. i canali alla prossima band. Adesso qualche fischietto ci sta.